prima sera parlami e dicami con bene, giurami, non ce la siamo più, basami, non mi fa più soffrire. Stasera vecchio dolce le braccia da stregne e basa che sta bocca da voglia. Non lo sento che sono felice perché insieme a me resterai per sempre. Tutto quello che hai fatto tu a me, che stasera mi voglio scordare, senti già in te pena che tu si innamora che non può fare niente, sta gioia mi può far impazzire. Tutta vita così abbracciata con te si potesse fermare sto momento, ma volesse dormire dolce dolce su me e basa che sta bocca per sempre. Uè, Luci! Sto innaffiando le piante, che vuoi? Ma che sei asciutto per alzare prima mattina? Maronna mia, io innaffio quando mi pare e piace. Non cominciamo a litigare, se no telefono a mamma. E telefona a mamma! E perché non posso nemmeno telefonare a mammina? A mammina, a mammina! Io sono una signora, ci dobbiamo far sentire tutto il quartiere e ci dobbiamo far sempre riconoscere. Vai, asso! A mamma, a mamma! Vai a lavorare, schiavo, sfaticato, ci ho dico a mammina. Solamente a mamma telefona! Quando sei brutto. E va, attendo, va. Attendo. Maria, è pronto il caffè? Ci manca poco, zia Vittò. Lo porto subito. Voi la conoscevate già, mia nipote, non è vero? Sì, l'ho conosciuta in una triste circostanza, purtroppo, ai funerali di suo padre. Ci venni con Don Enrico, ricordate? Eravamo tanti amici col povero Vincenzo, che disgrazia che fu. Don Enrico piangeva. Mi ricordo che volle pagare le spese del funerale, fu anche troppo generoso. Erano come due fratelli. Quello si può dire che Maria è cresciuta a casa di Don Enrico, quando perdette sua madre, finché suo padre non la mandò via e la mise in quel collegio a Milano. Già, sì, è vero, me lo ricordo. Ve ne ricordate, Maria? Vagamente. Che volete, è passato tanto tempo ormai. 4 anni. E poco più di un anno da quando è morto mio cognato. Che disgrazia che fu. Ma veramente è stata una disgrazia. Perché, Maria, ne dubitate? Ma che cosa dici, Maria? Che ne puoi sapere tu? Ma se all'epoca dell'incidente eri in collegio a Milano? Sì, è vero, ma papà mi aveva detto che Grazie. temeva per la sua vita. Me lo ricordo bene. Ma che dici? Chi mai avrebbe potuto fare del male a tuo padre? E poi perché avrebbero dovuto fargliene? Già, perché avrebbero dovuto fargli del male? Questo non lo so. No, signori, credete pure a me. È stato un incidente. Del resto, cara Maria, c'è anche il verbale della polizia stradale. Già, c'è il verbale. E quel verbale, si sa, toglie ogni dubbio. Ma che vuol dire questo? È vero, papà sbandò con la macchina e uscì di strada, ma non per la stanchezza, perché qualcuno gli rovinò i freni. Ma chi ve l'ha messo in testa queste cose? Scusatemi con Don Enrico, ma non posso accettare il suo invito a cena. Questa sera ho un impegno con Mauro. Con permesso. Arrivederci, signorina. Vabbè, sarà per un'altra volta. Comunque, voi lo sapete, Don Enrico ci conta. Aspettate. Sapete, vedete, io non posso fare miracoli per Don Enrico. E invece li dovete fare, donna Vitto. Altrimenti nemmeno lui li farà più per voi.
Voi capite quello che voglio dire? E per voi ci vuole un miracolo rosso assai. Voi lo sapete, Don Enrico si è stancato di fare la vita da scapolo. Vuole mettere su famiglia e vostro nipote gli piace. Le sue intenzioni sono serissime. Però non vuole perdere troppo tempo. Non è più tanto giovane, voi mi capite. Non ci può essere un'altra soluzione. Lei non ne vuole sapere. E perciò dovete riuscire a convincerla. Voi pensate quante altre guaglione stanno pronte a dire sì ad uno come a Don Enrico? E se Don Enrico si stanca e se ne prende un'altra? Voi che cosa pensate poi? Allora non vi può più venire incontro e vi tocca pagare tutta quella mappata di milioni. A meno che non vi piaccia di più la soluzione di passare gli anni più belli che vi restano in galera. Dite a Don Enrico che non può mettermi questa condizione, no. Io non sono quello che può dare i consigli a Don Enrico. Io devo solamente obbedire. Buonasera. Ecco il caffè. Il cappuccino è Pronto? Pronto? Giovanni, mi potete chiamare Mauro, per favore? Mamma mia. Sì, certamente, subito. Mi farà molto piacere. E qui il caffè Sì, così lo facciamo. come state? State bene? Arrivederci a presto. Voglio, va a chiamare Mauro, va, a fare una cosa di Bene. presto. Mauro, vieni, sta Mario telefono. Grazie, vengo subito. Ciao Marie. Ciao, Mauro. Tieni ancora assai da fare. E quando ci vediamo? E fino a quando? Avrò da fare ancora per un'oretta. Poi devo andare ad incidere. No, prima non è possibile. Ma perché è successo qualche cosa? No, niente. Pronto? 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 Mi credeva caricare tutta la linea. No, niente, so io che mi sono sbagliata. Ma che hai? Ma stai scocciato? Maria, ma che ti succede? Ma niente, non è successo niente. Ci vediamo stasera all'isolotto. Va buono? Un momento. Adesso ciao, me ne devo andare. Ciao. Uè, Mauro. Che? Scusa un momento, ma c'è qualcosa che non va? Non lo so. Ma tu non devi farci caso che le femmine sono così a sapere mia moglie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come sta il signor Giorno? Sta incazzato stamattina? Chi le sta sempre ingazzato? E allora fate una cosa, prendete un bello babà, così gli addolciamo la bocca. Oppure un gelato al pistacchio, ci vorremmo in fronte. Non ho capito. Ho capito io, a sé. Ma quasi chiuso il telefono in faccia. È una cosa che non ho mai fatto prima, non riesco a capire. Non c'è stato niente fra di noi. Come si può spiegare? Ma com'è possibile? Prima era calma e poi fatta così. Non ti preoccupare che ci penso io. Lascia fare a me e poi ti faccio sapere, eh? Io me lo posso anche immaginare, ma che c'entro io? Lascia stare che io la conosco. Grazie Giovanni, ti ringrazio tanto. Lo sai, Ma io che- voglio bene. Lo so. Grazie, Giovanni. So. Ciao, state buono. State buono, va, vai tranquillo. Il canto è stata sempre la mia passione. Questa è la sala d'incisione. Braccia che non mi stringe, occhi che non mi cercano, labbra che non mi basano, che stiamo sì per me, che stiamo sì
è troppo grande bene che sento per te, ma per te. Io non ci voglio credere a quella che mi dicono, non ti volesse perdere, ma si mi ha fatta andare, ma pure Che bella voce, eh? Peppi, tieni basso qua. Sì, sì, qui è meglio tenere più a lungo il fa. E poi calare di colpo sul do, hai capito? Ecco, sul do, cala di colpo. È sempre una prova, no? Sì. Trascrivila lo stesso, però non si sa mai. Vabbè. È bella così, sì, mi piace. Poi, Giacomi, Caoi, sulla prima strofa io vorrei che tu mi facessi sentire i violini, ma forte, Bravo. perché... Buongiorno, Zavatù. Bravo Mauro. Vabbè, Leama, collaboriamo, Vabbè, hai capito? salute. Proprio sulla prima strofa. Ciao, Mauro. Mamma, assente. Stai tranquillo. Sì, restano poco a sentire. Ma tua zia ha promesso qualcosa a Don Enrico? No, ha cercato solamente di tenerlo buono. Ma gli ha detto chiaramente che io non avevo nessuna intenzione di sposarlo. E non gli basta. Lui non accetta mai un rifiuto. Mi aveva messo gli occhi addosso fin da quando era ancora una guagliona. Per questo mio padre mi aveva mandato in collegio a Milano, per allontanarmi da lui. E nessuno me leva a capa che l'ha fatta ammazzare lui. E mo ricatta mia zia. Non conosco gli affari di tua zia, però ai ricattatori non bisogna cedere mai. Tu sei venuta qua per non farti vedere dai suoi, è vero? No, Maria, non devi avere paura. Io saprò difendere te e il nostro amore. Ma è per te che ho paura. Venite, venite, ma vi faccio vedere. Ecco qua. Veramente bella, eh? Magnifica. Questa è la sala di incisione, di là ce n'è una più piccola. Che ve ne pare? Bello proprio. Non ci manca proprio niente. Come acustica è perfetta. Già. Qua tutti i giovani che hanno stoffa si potranno affermare. Veramente bella. Per me è un'attività nuova, ma spero mi darà soddisfazione. Ci sarà da combattere pure qua, è naturale. Don Salvatore, questa è una vera cannonata. Sì, ma non sparerà per uccidere, ma per dare gioia e soddisfazione a tutti quanti. Quando gli anni passano, non c'è gusto a distruggere, ma è bello costruire invece. Lasciare qualche cosa che sia utile ai nostri figli. Voglio tenetela a mente, costruire è bello. Ben detto, Don Salvatore. Ben detto. È bello. Ui, è arrivato il nostro Mauro, vieni a qua, vieni. Non Salvatore, abbiate pazienza. Signori, Hai visto che capolavoro, eh? Ma com'è che fate così tardi? mi sono trattenuto a parlare con Maria. La solita storia di Don Enrico. È più grave di quanto credessi. Uh-huh. Ha mandato un suo uomo e ha minacciato la zia.
se la vuole sposare lui. Se quella non la smette, lo sistemo io. Mao, tu tieni un grande avvenire e non devi far piangere a tua madre. Tu devi pensare alla tua felicità e alla tua carriera. Non ti preoccupare. Devono passare sul mio cadavere prima di fare del male a te e a Maria. Ma adesso parliamo di cose più importanti. Fammi sentire, com'è andata l'incisione stamattina? Bene, bene. Oh, ma allora quando è che lo completiamo questo benedetto disco? Devo registrare ancora 4 canzoni. Ma per la fine del mese vi assicuro che il disco sarà pronto. Voglio, ci sono altri problemi? No, non c'è altro. Va tutto bene. Proprio tutto? Dimmi la verità, non c'è altro. Con Don Enrico. Ma perché? Non sapete voi sapete qualche cosa? Io so tante cose, ma soprattutto saccio che ti voglio bene con mano figlia. Scusate, ma Don Salvatore, ma che ho fatto per meritare tutto questo? Che hai fatto? Tu con la tua voce mi hai dato una gioia che sarà ancora più grande se io riuscirò a farti diventare celebre in tutto il mondo. Ah, ho capito. Voi volete fare un investimento sulla mia voce? No, Mauro, non scherzare su ste cose. Mauro, io ho conosciuto tua madre fin da ragazza e l'ho seguita sempre. Ha fatto così pazze per i figli, specie dopo che restò vedova. Io invece da mia moglie figli non ne ho avuti. T'aggi visti nascere, t'aggi visti crescere e hai tenuto sempre una bella voce. Io vi ringrazio, Don Salvatore. Ma se Don Enrico non mi lascia in pace, io vi giuro che faccio una pazzia. Calma. Te l'ho già detto, no? A Don Enrico ci penso io. È una volta per tutte. Don Salvatore, c'è il giudice Caruso. Il giudice Caruso. Sì. Fallo accomodare. Prego, accomodatevi. Buongiorno, Don Salvatore. Prego, sedetevi. Ho saputo di questa industria discografica che avete appena inaugurato. È una bella impresa commerciale. Complimenti. Grazie, signor giudice. Vi deve essere costata una bella cifra. Ha fatto scalpore. Oggi in giro non si parla quasi d'altro. C'è chi dice 700-800 milioni. La gente non si fa mai i fatti suoi. Si vede che la gente è male informata. Se è per questo ho speso molto di più. Un bel salto di qualità. Prima il Night, poi la casa discografica. Don Salvatore, sono qui in privato. Quel vostro concorrente, Don Enrico, come ha preso la cosa? Beh, lui il salto non l'ha fatto, anzi direi che cammina all'indietro come i gamberi. Ma a me non mi interessa quello che fa lui o quello che dice la gente. Io vado per la mia strada. Sigaretta? Grazie. Sentitemi, giudice. Quando ero picceril, come si fa con i bambini, papà e mamma mi parlavano sempre del lupo mannaro e della befana. Mi dicevano, se fai questo viene la befana e ti portano un sacco di cose belle. Se fai quest'altro, viene invece un lupo mannaro, ti porta via e ti mangia. Io ho già fatto un lupo per tanti anni, giudice, ma ora non mi piace più. I miei avevano ragione, se si fa male si riceve male. Ho perduto pure l'affetto di mia moglie. E ora ho deciso di mettermi a fare del bene. Non è che sono diventato un santo, ma i soldi che ho guadagnato come li ho guadagnati,
Non li spendo come una volta, ma per quel bravo guaglione di Mauro e per altri ragazzi come lui. Perché ditemi, chi ci pensa a quelli poveri guaglioni? Quelli che stanno in alto. Sono troppo occupati negli affari pubblici e privati. Se non c'è uno che è disposto ad aiutarli, fanno la stessa fine che ho fatto io. Ho capito, Don Salvatore. Auguri. E allora, Mauro, ce la vuoi dare una mano? Io non so niente, commissario. Proprio niente. Tu invece sai molto. Quello che so di Don Enrico ve l'ho già detto nella mia deposizione. Don Salvatore non c'entra per niente. Da molti mesi il giudice Caruso stava svolgendo delle indagini su Don Enrico e aveva raccolto un voluminoso dossier di testimonianze e di prove. Beh, e con questo? Il dossier è stato rubato a casa del giudice, secondo me dagli stessi assassini. Commissario, ma allora voi non avete capito chi sono amico? Io sono amico di Don Salvatore, no di Don Enrico. Sì, però quei documenti in mano a Don Salvatore potrebbero essere un'arma preziosa contro il suo rivale. Il loro contenuto potrebbe distruggerlo per sempre. E in mano a Don Enrico quei documenti non sono arrivati. E per questo avrebbe fatto uccidere un giudice. E io so bene che non è stato lui. Ora però potrebbe avere interesse a quei documenti e quindi a contattare gli assassini. E dovrei tenerli io questi contatti? Ma io non dico questo, però potresti conoscerli e portarci dagli assassini. Perché c'è un perché. Vedi, Mauro, io so che tra poco ti devi sposare. E questo che c'entra con gli assassini? Ci potrebbe entrare, perché ho saputo che ci sarebbero certe difficoltà da parte proprio di Don Enrico. Sì, è vero, siete ben informato. Però, signor commissario, mi pare che voi fate correre un poco troppo la vostra fantasia. Johnny? Johnny? Scusate, avete visto Johnny? No, e chi lo conosce? Ma che stai in un manicomio? Johnny, giù! Johnny, ma dove stai? Johnny! Ah, tu stai qua! Sta andando pure qua. Ma che cosa hai combinato? Mi hanno detto corre che tuo marito sta al commissariato. Ma tu che vuoi da me? Io ti vengo a portare il comporto morale. Senti, Lucia, E tu mi stai scipazzi a me. Ma che vuole da te il commissario? Da me non vuole niente, è da lui che vuole qualche cosa. Io sono venuto perché mi ha chiamata la commarella mia. Sicuro? E io sono venuta così come stevo. Ah, ho capito, non ti hanno arrestato. Ma che dice? E che sa, ci può contrabbando. Ah, poi ha rovinato l'America. Se a te hanno dato 32 anni, a questo dovrebbe darle il gas per quello che mi sta facendo passare. Io sto girando tutta la mattinata, capetto là fuori, e chi li mi piglia il pazzo a me? Ma perché sei così testardo? Commissario, se avete finito con me, io me ne vado. E vattene se vuoi. Tanto da te oggi non caverei più niente. Però, per il tuo bene, voglio darti 2 avvertimenti. Siediti. 1. Il delitto che è stato commesso oggi è il più grave di tutti. Perciò siamo decisi ad andare sino in fondo. E anche una semplice reticenza potrebbe costarti molto cara. Noi non guarderemo in faccia a nessuno. Il secondo avvertimento ti riguarda più da vicino. Sta attento a quello che fai. La gelosia è una cattiva consigliera. Se ci sono storie per la ragazza o per la zia, vieni da noi. Non ti fare giustizia da te. Ma quale gelosia, che le mi arriva bene solo a me. E allora considera questo discorso di pura fantasia. E se io ne tengo troppo, tu non ne tenere troppo poco. Mi raccomando. Giovannino Pellecchia! Vai, vai, vai.
Ma che cosa potranno volere? Non sono stato informato. Uè, ma che sta scritto che tiene qua? I De Villas? Sì, i diavoli. È americana, Sì, sono americano, una squadra di base e balla. Sì, pure rompiballe, Venga, venga, prego, si accomodi. Senta, signor Pellicchia, io so che lei è una brava persona, ha un bar in piazza, è amico di Mauro, ma il suo bar è frequentato da certi capelloni, motociclisti. Motociclisti? Già. Sta a sentire, Jimmy, ma tu dici che mi vuoi bene, sì? Certo, ti voglio molto l'ovvio. Ah, mi vuoi tanto l'ovvio che potresti fare anche un sacrificio grande per me, sì? Sì. E allora fammelo piacere, levati sta maglietta che non mi piace proprio. Mi vuoi vedere nudo? Lei lo sa che il giudice è stato assassinato da 2 in motocicletta? E l'ha già letto un po' il giornale. E Mauro li conosce, questi motociclisti? Mauro? E che c'entra Mauro? Vi posso assicurare che lui non c'entra per niente. Se lui non c'entra, chi c'entra? Io non saccio niente. Se lo sa, parli. Se vuole salvare qualcuno, non lo faccia. Ma chi voglio salvare? Lui per caso? Commissario, ma che dite? Mauro fa il cantante, è un bravo guaglione e va per la sua strada. Quelli rischiano 30 anni. Affari loro. Sono lunghi e li rischia pure chi li favorisce. Ma che dite, commissario? Mauro? Ma tu li conosci? Parla, ti prego, per amore di Dio, parla! Io se so qualche cosa la dico. Commissario, credetemi, io non voglio favorire nessuno. Giovanni, io quello che so, già l'ho detto. Ma te che te ne fotte? Che te volesse forse inguaiare la gente che ti è nemica? Sì, io vero, commissario. Ci stanno giovani malamente tra i miei clienti e di qualcuno si dice pure che lavora per Don Enrico. Ma io non saccio né chi sono né dove abitano. Io con la delinquenza non mi ci mischio. Commissario, quelle che so con sicurezza è una cosa sola, che Mauro e Maria sono di buono guaglione. Bravo. Avete detto tutto e non avete detto niente. Sapete quante donne ricche ci stanno a Napoli? E noi teniamo le mani legate, tutte le mani legate. E non possiamo parlare. E va bene, ma ora vanno di moda i pentiti e se voi spargete la voce nel bar ci può essere sempre una riduzione della pena. Ma che voce a voce, commissario? Io tengo le mani legate, tengo famiglia, ho capito o no? No, grazie. Mamma mia, commissario, ma cosa state arrestando? Lei se ne vada. Ma che siete pazzi a Tresia così? Fuori! Uè, Totò, sono Uè, 3 Lucia. ore che sto qua. E mezz'ora Vedi che il sono commissario qua. sta interrogando a Johnny e chissà quando lo lascia. E noi come facciamo già la festa? Io già sono. Io dico a Chi me, sei un bello tu uomo? pensi che stavo dalla sarta, è stato dallo spavento, che ho fatto un salto e mi sono trovato uno spillo indietro. Oh, ma che casino. Ragione. Non posso perdere la festa, mi ha già fatto pure un vestito nuovo. Che schifezza. E io pure, mi ero fatto fare un fracco nuovo. E mo quando mi Lucia, che vestire al facciamo? bar. Vieni via, si facciamo a prezzo, Aspetta arriviamo un ancora in momento, tempo. fammi andare a vedere, quello sta arrivando. Ma chi? Oh, mamma mia, sta arrivando, Ma non di posso su, venire. ma vieni, Lucia, vieni. Non posso venire, quelli gli hanno dato il condono, gli hanno dato l'amnistia. Ma chi? Johnny. Ma quale condono? Vieni a capappalà! E l'ha già accompagnato. E te tu? E stai calmo, Johnny, Totò non mi ha accompagnato per farmi coraggio, se ti arrestavano per portarti le sigarette e gli aranci. Noi dobbiamo andare a fare la festa, facciamo tardi. Ah. Ce ne dobbiamo andare. Con questo vai alla festa. Ma chi è il tuo ci becca? Ma che ci si sbecco? Totò non è becco, per il semplice fatto che non è sposato. Allora vorresti dire che il becco sono io, ma va a te, mo te faccio fare finché una mulignana rosa catano solo che ci E non facciamo chiassate. Signore, ma che cos'è? Ma che cosa fate? Ma insomma litigate fuori al commissariato, ma io non capisco. Ma andate a appiccicare da parte. No, perché ci stanno poste precise per sapere Leva le mani di Totò. Leva le mani di Totò. Maschilista, leva le mani a culla. Ma chi è maschilista? Tu quando parlo con mica parla Hai fatto italiano? il tuo quartiere, che ti filate fa? Johnny? Io ti ho detto 1000 volte Sì, Johnny. che mi chiamo Giovanni e non mi chiamo Johnny. Johnny. Hai capito, sì o no? Questo nome non lo voglio sentire. Hai capito? O no? Johnny, tu non ti devi arrabbiare, quello tuo donna è un bravo ragazzo, fra me e lui non c'è niente, Non te ho lo capito, giuro. parla chiaro. Io lo frequento, perché lo tengo come portafortuna, vabbè? Ciao, ma. Ciao, Mauro. Ma che è successo? Com'è che sei tornata così tardi ieri sera? Mi sono fermato con gli amici. Che te? Ti sei appiccicato con No, Maria? no, non mi sono appiccicato con nessuno. Ma perché a pensare sempre a male? Va tutto bene. Con che la faccio? Niente, problemi di lavoro. No, non mi convince. Ma che è successo? Non è successo niente. E parla, dillo a mamma. Ma e tu vuoi convincere che non è successo proprio niente, sì o no? Andiamo bello.
Una volta quando ero piccerilla mi raccontava tutte cose. Io non t'ho già visto mai così Mamma, preoccupato. ti voglio bene. E mamma tante cose capiscono. Io ti voglio solo aiutare, figlio mio. Tieni, mangia, figlio mio. Grazie. Mangia. Allora, proprio non vuoi dire niente a mamma? Ma non tengo niente a dire. Se non vuoi parlare, basta che mi guardi in dall'occhio e io capisco tutto. A una mamma le parole non servono. Mauro, ti supplico, figlio mio, che tiene. Dimmela. Ma mo che fai, chiagni? Che già fa? Posso solo chiagnere. Che fa, mamma? A me, tu non mi inganni, non mi può convincere. C'è qualcosa di grave. Mauro, perché stai soffrendo così? E dimmelo. Chiama, confidati. E dilla a mamma tua. Mamma. Tu non puoi tenere segreti con me. Ma chi ti può volere più bene, mamma tua? Ti ricordi quando eri piccerilla? Io ero l'allegria di tutta la casa. Cantava sempre, tutte le canzoni. Cantava che appariva un'angela. L'angelo ero paradiso. E ti stavo sempre a sentire e mi scordavo di tutti i guai che teneva. Ti ricordi quando cantavi? Non gli vicino e l'asta fascia che non può sbagliare sta voce a mia. Ci stava pure da un Salvatore e disse suo aglione diventerà un vero artista. Mamma. Sì. Ci stanno un fame. Che si fa pigliare Maria. È potente. Ma è vecchia. E sei una creatura, mamma. Io non so che fa. I giorni che sta a Cina. La Cina, mamma. No! No, figlio mio, no! No! Tu non mi diventare un delinquente! Tu non ti arruinare! Oh, figlio mio, no! Sai quanto ho lottato per farti crescere sana e onesta! Giura a me! Giura a me! Non chiagnere, mamma! Mamma, e calmati, mo, calmati. Io ti voglio solo gioia, capito? E non chiagnere più, io non mi fai chiagnere pure a me. Basta. Me l'ha detto pure un Salvatore. Tu non devi fare piangere mai tua madre. Hai capito? Don Salvatore ti vuole bene. Mi fa che faticare, mamma. No. Però tu, mi raccomando, calma, eh? No, non mi agito. Ecco. Sì, Mauri. Lo vedi? Bravo. Non piango più. Mi ci avete costrette. Dato che voi non volete venire da me. Cara Maria, io vorrei parlare con te in ben altro modo. Ma tua zia non vuole sentire ragione, anche se sa bene che se ne pentirà amaramente. Il mio legale ha avuto disposizione di andare fino in fondo. E tua zia sa benissimo che rischia parecchi anni di galera. Ma io, Vittor, non ti voglio male. E a te, Maria, ho sempre voluto tanto bene. Ascoltami, non solamente il tuo avvenire, ma anche quello di tua zia è nelle tue mani. Tutti i debiti del negozio portano solamente il tuo nome. E la responsabile sei solamente tu e nessun altro. Però tanti li hai fatti tu. E quelli che avevo fatto io li avevo pagati. Legalmente non ci sta nessuna prova. Già, tu sostieni che mi sono presi i soldi. E questo è un altro reato di diffamazione aggravata che ti costerà caro. E io che mi sono fidata di te. Che idiota. Io ti posso distruggere, ma ti posso anche salvare, basta che tu lo voglia.
No, a quel prezzo mai. E poi lo sai, non dipende soltanto da me. Certo, e Maria sarà così ragionevole da fare il suo bene e il tuo. Infatti Maria è ragionevole e farà il suo bene. Addio. Non saranno due femmine a vincere, e a Moncemma. Mi vuoi spiegare esattamente come stanno le cose? Sì, ora devi sapere tutto. Non te l'ho detto prima perché non credevo che arrivasse fino a questo punto. Una volta ho avuto la debolezza di credere che mi volesse bene davvero. Ma perché? Che t'ha fatto? Avevo aperto un negozio di moda con i miei risparmi. Lui si offrì di ingrandirlo, di farmi avere forniture a prezzi vantaggiosi. E così caddi nella sua trappola. Teneva lui l'amministrazione. Io gli davo i soldi per pagare e lui non pagava. Mi raccontava tante bugie. Ma io per tanto tempo non pensai a controllarlo. Mi fidavo di lui ciecamente. Ma come hai fatto a fidarti di lui fino a questo punto? Sapeva fingere. Pareva sincero. Poi mi accorsi che il negozio gli serviva di base per certi strani traffici. E fu allora che mi si aprirono gli occhi. Dimmi la verità, si trattava di droga. Sì. Ho cercato di difendermi. Per me non si mette bene. Ma con te non l'avrà vinta, lo giuro. Andiamo. Io non gli cederò mai. Come ti senti, Maria? Male. Questo non è il momento di fare i deboli, capito? È solamente a te che penso, Mauro. Se ti dovesse fare del male sarebbe colpa mia, hai capito? Ma che stai dicendo? Colpa tua. Tu non ci trassi proprio niente. Sì, colpa mia, ti voglio bene. La colpa è soltanto mia. Per un certo periodo gli ho dato qualche illusione. Speravo che il capriccio gli passasse, e invece non è un capriccio, è una passione. Un'autentica passione senile. Ma io troverò il modo di batterlo. Sta calma, Marie. Vado a prenderti qualcosa di caldo. Dimmi la verità. Tu adesso non hai più fiducia in me, è vero? Sì, Mauro. Però quell'uomo è capace di tutto. Oggi l'ho capito e mi ha fatto venire brivida. È una belva scatenata, capace di fare qualunque cosa. Pure le belve si domano. Sta tranquillo. Vorrei, ma come si fa? Ho un'idea. E me l'ha fatta venire proprio il commissario. Se non funzionasse, cercherò di trovare un'altra soluzione. Sì. Però tu devi fare la brava. Lascia fare a me, che ti voglio tanto bene. Uè, Mauro. Uè, Giovanni. Ciao. Che notizie? Forse è buono. Uè. Ascoltateci. Hai saputo niente di quei due? Sì. Ho fatto come ha detto il commissario. Ho sparso la voce dentro bar che se qualcuno si pentiva se la E cavava. qualcuno ha risposto? Sì. Gesù, e mo dice così, Giovanni? E già, perché quello non si è messo subito in contatto con me, ma con un confidente della polizia. E Don Enrico l'ha saputa. E lo sai che ha fatto? Non lo so. Giovanni, tu lo sai. Sì, dice che stamattina mi hanno trovato acciso lungo un binario della ferrovia. Salute. E vabbè, ma non ti disperare. Pare che quei documenti non li hanno Signor presi. Gio, scusa. Ma può fornire con sto Johnny pure tu. Mo Don tenga Giovanni, che fa. mi dà 1000 lire. Per favore. Ti è un giovanicchio. Ma ne sei sicuro, ne? Pare di sì. Tu non ti devi muovere. Tu non devi fare niente. Tu non hai capito che il commissario ti tiene gli occhi addosso. Su di me invece non tiene nessun sospetto. Giovanni, ma io non ti voglio inguaiare. Lasciami fare. Senti, io adesso ho capito chi è quell'altro che tiene i documenti. E allora? Hai capito? Ci mando a parlare uno incensurato, uno che la polizia non ha mai conosciuto. E tu credi che quello si convince? Sì. La maniera di convincere la so io. Tu non ci devi pensare. Lascia fare tutto a me. Fidati di me. Non devi fare niente.
Tanto può, Giovanni. Sì, Posso sì, stare sì. tranquillo, eh? Aspetta un momento. Aspetta. Senti, tu la tua parte la fai, ma non agisci. Faccio tutto io, però mi devi seguire. Donna Lucia! E quando arriva? Ui, ma che strilla a favo, fa con ragioni. Quello poi lo conosci, s'arrabbia. Se mi vuoi vedere, lo devi fare con intelligenza. Che barba finta. Ah, E chi spisa un patrimonio caffè? Ma me lo vuoi dare un appuntamento? Per tua norma e regola, io devo lavorare al bar fino a notte e poi devo andare a casa con Johnny, in ritiro. Ma scusa, non Lucia, insisti. vedere e non toccare è una cosa da crepare, lo sanno tutti. Tu devi solo chiedere a Don Salvatore dove vuole arrivare. Certo che lo farò. Ti sarò grato per tutta la vita, Giovanni. Ma tu non ti devi esporre. No. Mi raccomando, eh. Mia moglie mi sfotte perché vedo sempre i film di Canchester. Io da quello ho imparato. Giovanni, Se sento che c'è pericolo, t'avverto. lo devi fare davvero, eh? Sai sicuro? Grazie, Giovanni. Allora ti vuoi decidere? Togli quelle mani. Sì, io non resisto più. Belle. Ma tu mi devi Ma capire. che Mi voglio a te. Lo capisci, sì o no? Io sto scendo pazzo. La cura mia sei tu. Ma pigliate pure per una Ma io parlo medicina, su serio. fatto. Tu ci fai bene, sta carità. Eh sì, mo t'aggia fa pure l'elemosina. Ma che vuoi da me? La cura, la medicina, l'elemosina, tutto. Ma non mi deve prendere in giro. Io per te mi sto rovinando. Ho preso in affitto un piede a terra. Ma chi è sto Johnny? Johnny. Tu hai preso in affitto un piede a terra e io a pedate ti ci manda e ti ci stendo per terra. Hai capito? Ma guarda, perché tu non sai che io le donne le metto incinta soltanto con gli occhi. Hai capito? Canta una bella canzone. Mi piace assai quando canta. Andiamo. Mauro, non farti pregare, andiamo, canta. Guarda. Bravo, che Mauro. E vabbè, amma la chitarra, eh. Che stia rompere scognezza che sa balla a tutto pizza, come danno pizza in pizza che ti fanno due carizze. Se ti fai passi per rizza, stretti mano va se frizza, proprio gustetti ci avvizza, e tu ti tieni più da pizza. Come tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapizza che stia rompere scognezza. Poi l'orgi mo capisco perché io cerco e non lo trovo, stava a pisa giù do fresco, ci è rimasto solo giovente. Belle ambre, scoro la riccia panza che notte tu spassate niente, tra pilloni, mo te coglie, mo te vede, quella vaglia
che stia rumba di scugnizzo, assettato, casa balla tutto vizzo, o quadrilli a fiorello, provettamo un pizzo, o mastigli a ratta casa, che ti fanno due carizze, quanto è bello batti l'occhio, prova con steppi ci avvizzi, picchi te una moglie pazza, chiudi sprire e chiudi a pizza, quante sorte dopo un uccetto, come tanta piranizza, te ne scina schizza, fino a quando non scapizza che stia rumba di scugnizzo, può parole a roba vera, e merlone chi ne fu, conciati pure ne gamba, lo ciarabino tutto se. Luigi, va ad aprire. Subito, Don Salvatore. Buongiorno, entrate pure. Grazie. Buongiorno, non Salvatore. Buongiorno. Ciao, Carmine. Buongiorno. Qui, Cicillo. Scusate, accomodatevi nel salone. Grazie. Certo. Fate con comodo. Se mi volete seguire... Noi mo ci aspettiamo qua, hai capito? Un attimo, poi quello faccio di pochi minuti. Non vi preoccupate. La Jaguar di Don Salvatore ci sta seguendo. Pronto, Don Salvatore. Questi se ne sono accorti che noi gli stiamo dietro. Non perdeteli di vista. Sta arrivando una BMW a darvi manforte. Don Salvatore, la BMW ha avuto un incidente, proseguiamo da soli. Scusatemi se vi ho fatto aspettare. Per carità. Bevete qualcosa? Sì, volentieri. Luigi, per favore, serve agli amici. Subito. Dunque, voi... Va bene questo? Certo. Sì. Sapete già di che si tratta? Sì. Questo... Don Enrico... ha veramente oltrepassato ogni segno. Ora basta. Io l'ho già avvertito tante volte di stare al posto suo, ma isse niente. Come si dice? Quando il ciuccio non vuole bere, hai voglia di fischiare. E mo mi sono scucciato. Lo dobbiamo eliminare. Distruggere per sempre. Sì. Piglio tu. Grazie. Ho potuto avere da un amico un'informazione che ci darebbe una mano. Il dossier Caruso, alla salute. Ah, salute. Grazie Luigi, può andare. Carmenino, chiamano poco a Gennarino. Subito. Voglio sapere a che punto stanno.
L'azione è ancora in corso. Come un numero? 88, 21, Come? 21, 4, 7. S. Pronto? Generi so Carmine, ti passa a Don Salvatore. Prego. Ciao Gennaro. Bene. Com'è andata l'operazione? Ah, non è finita. Però la prima parte si è conclusa bene. Le infezioni sono state eliminate. Erano infezioni molto gravi? Ho capito, c'erano molti virus. Ma i nostri chirurghi sono bravi. Hanno eliminato tutti i virus. Già, quelli virus sono pericolosi. Già. Oh, e il resto? Bene. Ho capito, stanno ancora tamponando. Già, non è facile risalire alle radici del male. Ma tu credi che riusciranno ad arrivarci presto? Ho capito. Va bene. Non c'è molto tempo da perdere. Se servono altri infermieri, prendili. Tu sai che questa è un'operazione che mi sta molto a cuore, hai capito, no? Va bene. Dal risultato non dipende solo la sorte del malato, ma ben altro. E i medici lo sanno. Va bene. Mi telefoni tu allora. Va bene. Tutto a posto. Sta bene. Ci manca solo di recuperare il dossier del giudice Caruso. Per Donna Enrica è finita se ci arriviamo noi, perciò date una mano anche voi. Sì. Ve ne sarò personalmente grato. Però badate, non bisogna sottovalutare Donna Enrica, perciò dovete muovervi subito e bene. E senza fare più di quello che è necessario. Ci puoi contare. Ah sì? E in questo modo Enrico crede di vincere? Ditegli che si sbaglia in pieno. Si scaverà la fossa da solo, capito? Non esagerate, donna Vittoria. Non gli abbiamo lasciato segni. È solo un avvertimento. Per il suo bene. Mauro ha ragione. No, non potrà cedere mai. Allora sarà colpa vostra se succederà il peggio. Non sarà colpa nostra. Dite a Don Enrico di stare attento a quello che fa. Se è la guerra che vuole, l'avrà. E non sarete voi a vincerla. Sì, è lui che la perderà. È un vigliacco. Se la prende con un povero ragazzo indifeso. Preferivate che avesse pestato voi o Maria? Tutto si può ancora risolvere se voi cedete. Non cederemo mai. Ah sì? No. È inutile, lo odio. E non avrò pace se non la smetterà. Non abbiamo nient'altro da dirci.
Grazie, dottore. Mauro. Mauro. Amore mio. Maronna. Figlio mio, parla. Parla, figlio mio bello. Perché non mi risponde? Mamma. Ma perché chiagni? Zitto, Mauro, zitto. Non ti stanca, basta così. Ma dove sta Maria? Zitto, zitto. Mamma. Ma non l'hanno fatto niente? A Maria mia? Niente. Ma dove sta? Sta a casa. E Don Salvatore lo sa? Sì, io sa. Zitto, non parla, non t'agitare. Zitto, non parla. Don Salvatore sistema tutto. Vedrai, non ti deve preoccupare. Mauro, ti devo fare una confessione. Salvatore è tuo padre. Perdonami. Prego, accomodatevi. Don Enrico arriva subito. Dobbiamo aspettare al massimo mezz'ora. E se non esce, interveniamo. Era un bello coraggio. E nemmeno sa che siamo qui. Don Salvatore non gliel'ha voluto dire. 5 minuti sono già passati. Tu sai quanti uomini tieni in casa Don Enrico? 4-5 mi pare, i migliori. Non sono tanti. Ma gliel'ho già detto, non posso più aspettare. Devono pagare. Va bene. È chiaro? Buongiorno, Vittoria. Che piacere vederti. Io non riesco davvero a capire perché tu mi hai fatto venire qui. Se credi di mettermi paura, ti sbagli proprio di grosso, come già ti sei sbagliato finora. Avanti, veniamo al fatto. Voi altre donne fate le cose sempre troppo semplici. La vita però è un po' più complicata. Le hai già provate tutte con me, truffe, ricatti, minacce, nient'altro ti resta. Se dovessimo entrare sarebbe meglio dividerci. Ma tutte e due le porte saranno guardate. Ma insomma, io mi domando poi perché tu vuoi insistere con una donna che ama un altro. Tutto questo è pazzesco. Ti senti ferito nel tuo orgoglio di capo, di uomo abituato a non sentirsi dire mai di no. Lo fai per questo? Non hai capito niente. Io a quella ragazza la voglio bene, la voglio veramente bene. Ma perché un uomo maturo non può sposare una giovane? Già, e perciò mi hai lasciato, perché io ero troppo vecchia per te. Questo vuoi dire? E credi di poterle dare le stesse cose di un ragazzo giovane di cui è innamorata? Tu lo sai che in amore è l'esperienza quella che conta. Tutti gli ardori della giovinezza passano assai presto e poi... Già, molto giusto da parte tua. E gli ardori della sua giovinezza chi dovrebbe darli? A un uomo che è già un vecchio? A un uomo che non solamente può assicurarle l'amore per tutta la vita, ma che la farebbe ricca. Maria non vuole la tua ricchezza, vuole l'amore e nient'altro, quello di Mauro però. E se poi un giorno questo romanzetto dovesse finire? Che importa, per lei sarebbe lo stesso. Un uomo come te non riuscirà mai a capire questi sentimenti, mai. Ma quali sentimenti? Le illusioni di due giovani. E che vuoi? Le donne sono strane, a volte preferiscono vivere di illusioni. Ora basta con le chiacchiere. Voi credete di avere il gioco in mano vostra perché avete il dossier del giudice Caruso. Ma che vuol dire? Oggi ce l'avete voi, ma domani lo posso avere io. Non si sa mai, tante cose possono succedere. Vitto ha un riscatto da pagare, per esempio.
oppure una tenera vita umana da salvare. Don Salvatore è un uomo di cuore anche lui, come me. E davanti al pianto di una donna... Sei una canaglia. Comunque, tra pochi giorni Mauro e Maria Lo so. si sposeranno. Lo so. Ed è per questo che t'ho mandato a chiamare. Non servirà. Preferisco morire piuttosto che cedere, e così tutti gli altri. Mettitelo in testa. Alla prima mossa che farai, il dossier andrà alla polizia. Non ti illudere. Siamo tutti d'accordo. Prego, signora. Sono stato soltanto un pazzo. Buongiorno, Donna Vittò. Don Salvatore vuol sapere come è andata. È andata bene, ma andrà meglio se terremo gli occhi aperti. Salvatore dice che avete fatto già troppo. Sì, ormai non vi dovete più muovere, penserà tutto lui. Siete stata brava. Vi ringrazio, ma è stato giusto No, farlo. avete fatto moltissimo. Ora non dovete avere più paura di niente. Quei documenti sono molto ben custoditi e nessuno li troverà. E in ogni caso noi sappiamo quello che c'è da fare. Sentite, Donna Vittò, al matrimonio ci mancano pochi giorni. È bene che Maria esca poco di casa. Ho capito. E mi raccomando, voi pure cercate di essere prudente. Oh, a me basta vederli finalmente sposati. E noi vi promettiamo che ciò avverrà. A tutti i preparativi ci pensiamo noi. Voi non dovete fare proprio niente. Vi ringrazio molto. Per favore, dite a Mauro di non essere imprudente. Salutatelo. E pure a Don Salvatore. Sì, certo. Grazie, State a buoni. presto. Arrivederci. Che notizie mi porti di quel carico? Tra 5 giorni deve arrivare a Napoli. Ed è roba formidabile. Con i francesi non ci sono problemi? Non ci sono problemi, li ho trattati io. Sei arrivato al momento giusto. Qua non mi conosce più nessuno. Manda avanti tu l'affare in questi giorni, hai capito? Certo, per quella ragazza vedrò che si potrà fare ancora. Ma tu credi che sia ancora possibile? Ci proverò. Sai che non mi arrendo mai tanto facilmente. Ma perché? Che vuoi fare? Tieni, Franco, Grazie. Lo sai che quella tra poco si sposa? Sì. Bella, mamma mia. Saluta tu. Più felice grida mai e non te vede più perché mi fai soffrire soltanto per capricci giunto senza di Si nasce femmina si chiamerà Vittoria. Spero che non abbia il mio stesso destino. E che faccia quello che non ho potuto fare io. Prego. Grazie. Permette, signora? Posso offrire? Sì, molto gentile. A me ce ne fa un zipata. Ma che pure? Sei bella. Bravo Totozzo! Grazie. Grazie. Sei contento, figlio mio? Assai, mamma. Bravo! Dire di un tipo pochino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio
proprio di fronte. La dose di zucchero. Da quando si affaccia qualcuno, la tiene mente. Quando s'arrangerò, io vi ammiro di petto. Signora, che bella cosa, quando spanni le canze reggimento. Vostro marito Cosimo Pellecchia è veramente un uomo fortunato. Che bella mogliettina si è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. E beh, signor, scusate la curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? Oh, grande sicurezza, il marito che si un omaggio speciale, Lucia. Grazie, Quando era prima, mi viene a dire, c'è imbarazzare un po' durato e sapore inutile. Io sono filosofo, e beh, ma mette a ridere. Forse a Ciziaga non fa neanche si aggira, perché la donna con paci promesse fa ogni cosa nel proprio interesse. Ah, grazie. Maurino, ti vuoi alzare un minutino, per favore? Facciamo un bel applauso allo sponsor. Rosina, un bel applauso scrosciante per la sposa. Il nome timido, piuttosto ingenuo, le donne sa con quanto fa potute cogliere, che quando morre tutte cose dominio. Amici miei, se voi permettete, vorrei fare ora un brindisi augurale. Bevo alla salute dei nostri sposi che hanno coronato il loro sogno d'amore, dopo qualche difficoltà superato con l'aiuto di tutti noi che gli vogliamo bene. Nel loro bacio c'è la nostra gioia, una gioia che per me è immensa e che li accompagnerà sempre. Alla salute! Auguri! Viva gli sposi! Faccio anch'io gli auguri a Maria, che non conosca mai la gelosia. Guarda che torta, va! Bella, bella. Buongiorno e auguri agli sposi. Grazie a voi. Auguri di ogni felicità e di ogni bene. Accomodatevi. Rindo alla salute del commissario. La salute! Grazie, Pellecchia. Prego. Che piacere, commissario! Mauro, il commissario ti ha fatto un grande onore a venire qua. Mo gli devi cantare una bella canzone. La ringrazio infinitamente.
Non mi dicerà così. Quando te ne vuoi tornare a Napoli, casa nostra è sempre aperta per te. Bravo, 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 veramente bravo. Tutto quello che fatto con te, che stasera non ho nessuno se diciamo in pena che tu si innamora che non fa per lui e sta gioia mi può far impazzire. Stasera non sento che mi sono felice perché insieme a me resterai per sempre. Stasera ti chiudo in le braccia da te. Che bella festa! Peppi, ciao, come stai? Dammi un vaso, dai, ciao, bello. Don Salvatore ci avevate proprio ragione. Hai visto? E tu che non ci volevi credere, eh? Voi siete donna Vittoria, non è vero? Non avete niente da dire a don Enrico? No, proprio niente. Gli sposi stanno partendo. E con ciò, don Enrico si vuole accodare al corteo? E anche voi ve ne partirete. E così credete che tutto è bello e risolto. Già. Don Enrico non si rassegna, ma non ha capito che qualsiasi mossa sarebbe per lui la condanna finale. Non ha capito che ormai di Maria se ne deve scordare. Forse sì. Forse l'aveva capito. Ma poi sono arrivato io a ridargli la speranza. Voi state pensando che sia una speranza da pazzo. E se io vi dicessi, se lui vi consigliasse di ragionare diversamente? Sì, lo so. E se io vi dicessi che a quest'ora il commissario ha già arrestato tutti i vostri uomini e ormai ha mandato all'aria il vostro piano? Voi davvero credete di avere tutte le carte in mano? Vi sbagliate. Questo è un gioco di pazienza. È vero, ma io ne ho tanta. Signor, don Enrico vi vorrebbe parlare. Favorite. Marino, oramai tutto il passato ti dovrà sembrare solo un brutto sogno. La realtà è il nostro amore, che nessuno potrà più distruggere, capito? È stato l'amore quello che ha vinto. L'amore tuo, o mio, chi le sia vittoria degli amici di mia madre, di mio padre. Marino, non devi avere più paura, capito? No, mai più. Caro Franco, non ho parole per ringraziarti. Don Henry, io me ne vado. Vi lascio con la signora. Vai, Franco, bravo, lasciaci soli. E grazie, eh? Ormai la tua Maria non la voglio più. Cos'è? Un'altra trappola? No, è la verità. Sul serio? La merce di seconda mano non mi interessa. E cos'è la tua ultima trovata per vendicarti? Tutte le volte che ho trovato un avversario degno di me, ho cercato sempre in qualche modo di farmela amico. Ma vedi, il fatto è che se io sono degna di te, tu non sei degno di me. Addio. Non aveva mai pensato che era un uomo fortunato, ma che sono innamorato, sto capendo la verità. Oggi scoperto che la vita è bella, l'arcobaleno sta attorno a me, a quando cuore sta amato
mo mangiare credere, sta molinata musica, che ne felicità, a ci capite troppo tant'anni, si cerca trova felicità, non si è nascosta dentro un sonno, sto crescitati a tenga a felicità, a felicità, a felicità, la 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 la. E sto cuore sia padrone e nessuno, mai nessuno, fa morire che sta passione che è una vita da campare. Oggi scoperto che la vita è bella, l'arcobaleno sta attorno a me, a quando cuore sta madonnella, un mondo nuovo mi fa vedere. Erano tipi scettico e mi mangiare credere, sta molinata musica, che ne felicità, oggi capito troppo tant'anni, si cerca trova felicità, non si è nascosta dentro un sonno, sto crescitati a tenga a felicità, a felicità, a felicità, la 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 la. Erano tipi scettico e mo mangiare credere, sta molinata musica, che ne felicità, oggi capite troppo tant'anni, si cerca trova felicità, non si è nascosta dentro un sonno, sto crescitati a tenga a felicità, a felicità, a felicità, la la la.